Non mi sento di darvi consigli, perché ognuno ha la sua vita, ma vi invito a portare avanti i vostri sogni, sempre. Così Cristiana Capotondi si rivolge alle numerose studentesse e giovani donne presenti in sala. L'incontro, promosso dall'Ufficio Problemi Sociali e Lavoro e dall'Ufficio Pastorale della Diocesi di Chiavari, si è tenuto nell'Aula Magna del Liceo Artistico Luzzati e ha avuto lo scopo di creare un momento di dialogo e confronto tra generazioni. Cristiana Capotondi ha esordito nel 2006 con il film Notte prima degli esami, ma nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di primo piano nel mondo delle donne. Per esempio, La mafia uccide solo d'estate, Una casa nel cuore, Nome di donna. Io credo che la vita professionale sia la vita privata, perché non c'è niente di più privato della realizzazione di un sogno, quindi è tutto in dialogo e tutto questo mondo va a configurare una persona, quindi si riesce perché fa parte di noi il desiderio magari di avere una famiglia, ma contemporaneamente di realizzarsi professionalmente. L'attrice, in compagnia di Rosanna D'Antona, professionalmente legata all'ambito familiare e sociale, ha spiegato non solo l'importanza per una donna di sentirsi libera, ma soprattutto di realizzare i propri sogni. Infine, ha risposto a tutte le domande e curiosità da parte del giovane pubblico. Come si fa a portare avanti i sogni e i propri progetti nei momenti di difficoltà? E con così, la pacifica consapevolezza che magari è un percorso leggermente più lungo, ma è una strada di maggior realizzazione, di maggior gioia, quindi perseguire le proprie convinzioni, i propri valori, quindi cercare di realizzarsi con la propria modalità, ecco. Per esempio nel mio caso significa non ottemperando l'idea del compromesso.